Marangon parla da Madrid, l'avvocato dei curanderos, pronto per essere depositato il loro memoriale. L'ipotesi di omicidio, dicono, non ha senso. Alex si è allontanato e smentiscono di essere andati via prima dell'arrivo dei carabinieri. La giunta regionale approva la manovra di bilancio da 18 miliardi che contiene la contestata maggiorazione IRAP, aumento necessario, dicono Calzavara e Zaia, ma in Consiglio si preannuncia battaglia con gli alleati. Tasse, continua la guerra a distanza di Flavio Tosi con Luca Zaia. Il coordinatore veneto di Forza Italia ribadisce che l'IRAP sarà terreno di battaglia in Consiglio. Condannati, uno per furto aggravato e ricettazione, l'altro per spaccio e rapina. Due latitanti rumeni sono stati arrestati durante un controllo ed un posto di blocco ad Eraclea. Si poteva rilanciare la città ed invece apriranno un nuovo supermercato di 2500 metri quadri e un altro albergo da 120 stanze. Il comitato ex Umberto I critico sui progetti di recupero del buco nero di Mestre. ULSS 3 Serenissima, ricoveri, interventi, attività ambulatoriali in crescita continua anche nel periodo estivo. Aumentano gli accessi in pronto soccorso, specialmente nelle fasce notturne. Dopo il granchio blu, la mucillagine che sta ricoprendo diverse aree del nostro mare Adriatico rischia di diventare la nuova croce dei pescatori. Appello al commissario straordinario per far arrivare fondi sul territorio. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano la vicenda della morte di Alex Marangon, questione di pochi giorni e saranno depositate le risposte dei due curanderos, la loro versione in merito ai fatti avvenuti all'abbazia di Vidor a fine giugno. L'ipotesi di omicidio per noi non ha senso, dice il legale dei due uomini. La verità è che il ragazzo si è allontanato. L'avvocato torna anche sulla domenica della scomparsa, affermando come i due sciamani si siano allontanati da Vidor solo nella tarda mattinata. Da Madrid parla quindi l'avvocato Santandreu. Sentiamo. Io ho ricevuto la risposta dei miei clienti. Ok. Ma prima da fare arrivare queste alla polizia, voglio fare una riunione con loro. Prima di trasmettere le risposte scritte agli inquirenti trevigiani, l'avvocato Oscar Palé Santandreu intende promuovere un confronto a tre con i suoi assistiti, ovvero Johnny Benevides e Sebastián Castillos, i due curanderos che avrebbero gestito il rituale sciamanico all'abbazia di Vidor nella notte della scomparsa di Alex Marangon, poi trovato morto sul Piave qualche giorno dopo su un isolotto a Ciano del Montello. Risponde dal suo studio di Madrid l'avvocato Santandreu, che entra anche nel merito della vicenda. La verità è che tutto sono dichiarando la stessa cosa. Per questo è possibile che la verità sia più cercana a quello che le persone stanno dichiarando, che non a questa idea di un omicidio che per noi non ha nessun senso. Insomma, l'ipotesi della procura, quella dell'omicidio volontario, non starebbe in piedi per l'avvocato dei curanderos, che parla di un allontanamento volontario da parte del 25enne di Marcon. C'erano un gruppo di persone vicino al fuoco e Alex si è allontanato per andare in giardino. Ma in questo momento Johnny, che è andato con lei, non ha capito qualcosa voleva dire e per questo è ritornato a cercare il traduttore. Quando sono andate da nuovo dove doveva essere Alex, lui si è scomparso. Benevides quindi era rientrato in abbazia per cercare un traduttore e trovare un canale di dialogo con il giovane. Questo fa intendere il legale, che sottolinea come i due curanderos, che va ricordato non sono indagati, sarebbero rimasti a Vidor fino a mattina inoltrata, quella domenica di fine giugno, quindi non sarebbero partiti prima dell'arrivo dei carabinieri, come invece emerso finora. Loro sono partiti alle 11:30, qualcosa così, alle 11 o 11:30. Loro erano lì quando è stata la polizia e sono partito dopo la polizia quando solamente restavano i pompieri. E certo che in questo primo momento nessuno ha pensato che Alex ha finito con questo tragico finale. Ma dove si trovano oggi i due curanderos? Questo non lo posso sapere in questo momento. Lei non sa dove se sono viaggiando, no, non lo so.
E sul fatto che i due curanderos non si siano mai presentati spontaneamente in Italia, Sant'Andreu non ha dubbi, questione di garanzie. Dobbiamo anche capire che per una persona in un processo penale o qualche altro poi fare quello è più è nel suo interesse. Sant'Andreu ritiene poco utile anche il test sul cappello promosso dalla procura sui partecipanti e ribadisce come quella notte sia stato usato un purgante. Il legale dei curanderos si rivolge infine alla famiglia. Più sentite condolenze in questo momento per la famiglia, amici, è un momento doloroso per tutti, gli organizzatori, la famiglia, amici e anche i miei clienti. La politica ora, la giunta regionale approva la manovra di bilancio da 18 miliardi che contiene anche la contestata maggiorazione dell'IRAP. Sentiamo. A meno che poi non sia una retroscena di qualcuno che dice che si è arrampicato sugli armadi della giunta perché non voleva votare, ma posso garantirvi che nessuno ha fiatato e tutti hanno votato. Come al solito. Nessuno ha fiatato durante l'approvazione del bilancio in giunta, ma qualcuno nella maggioranza è pronto a farsi sentire quando la manovra arriverà in Consiglio regionale. Il bilancio da 18 miliardi e 476 milioni di euro del Veneto contiene un aumento dell'IRAP che porterà nelle casse di Palazzo Balbi una cinquantina di milioni, un aumento lieve nelle percentuali ma pesante politicamente, tanto che Zaia cerca di smorzare le polemiche con gli alleati Forza Italia e Fratelli d'Italia, ricordando a quanti soldi la sua amministrazione abbia rinunciato non applicando l'addizionale IRPEF. Io capisco che fa più rumore una pianta che cade di una foresta che cresce, ma la foresta che cresce sono i 16 miliardi che sono nelle tasche dei veneti sparsi in giro, che avranno utilizzato per fare le vacanze, per cambiare la macchina, pitturare la casa, pagare gli studi ai figli, curarsi, non lo so, ma 16 miliardi io so che nel bilancio della regione non sono mai entrati. Per scelta di questa regione. L'assessore al bilancio Francesco Calzavara circostanzia il campo. L'IRAP aumenta dello 0,1% per 146.694 aziende e dello 0,5% per 37.555. Significa sostanzialmente che un bar pagherà 14 euro in più, un mini market 30 euro in più, una piccola medio impresa di tessuti che fattura 1 milione 88 euro in più. Faremo le audizioni, avremo modo anche di sentire tutte le associazioni di categoria rispetto ad alcune scelte che abbiamo fatto all'interno di questo bilancio, però insomma, riteniamo di poterlo spiegare in maniera convincente ed arrivare nella prima decade di dicembre per l'approvazione definitiva in Consiglio regionale. Ma perché il Veneto ha scelto di aumentare l'IRAP e non l'IRPEF? Non puoi sempre pensare che il bancomat sia rappresentato da chi ha più reddito, perché voglio anche ricordare che siamo in un paese nel quale in via di principio le tasse si pagano, quindi quello che ha guadagnato di più comunque in linea teorica ha pagato anche tutte le tasse. Il bilancio ora inizia il suo cammino secondo l'iter amministrativo, un cammino che si annuncia non sempre facile. Penso che sia fondamentale che ad ogni dubbio ci sia espressa chiarezza, l'assessore Calzavara è a disposizione, incontrerà tutti, non solo le parti politiche ma anche gli stakeholders e quindi le parti sociali e le associazioni di categoria. Ma invece Forza Italia è così critica, ha parlato addirittura di rapina, adesso hanno fatto sapere che in aula non voteranno questo aumento. Guarda, sono stato sorpreso perché credo che figure che tra l'altro hanno amministrato in ruoli regionali dovrebbero comprendere anche quelle che sono le dinamiche. Uscire tranchant così facendo un po' di populismo, insomma, lo trovo un po'... Siamo già in campagna elettorale. Beh, ma mi pare che Forza Italia, in particolar modo il suo segretario regionale, insomma, sia da un po' in campagna elettorale. E dunque l'avete sentito, continua la guerra a distanza tra Flavio Tosi e Luca Zaia e la Lega. Intanto il nome di Valeria Mantovan come nuovo assessore al posto di Elena Donazzan resta congelato al dopo Ferragosto. Quello è surreale come dato, perché siccome il governatore Zaia governa grosso modo da 14 anni, 16 miliardi vuol dire più di 1 miliardo all'anno di tasse risparmiate. Se consideriamo che l'addizionale IRPEF, che è quello che differenzia il Veneto dalle altre regioni, vale 300 milioni all'anno,
300 milioni all'anno per 14 fa 4 miliardi e 2, non fa 16 miliardi. Quindi sui numeri bisognerebbe non buttarli al vento così a caso. Attacco confermato e clima che resta incandescente. Sembra di sentir parlare un avversario politico, non un alleato, ma la situazione ormai da tempo è questa. Il numero 1 di Forza Italia in Veneto ribadisce quanto aveva già espresso nei giorni scorsi sulle cifre del risparmio dei cittadini secondo la bandiera tax free di Zaia e ripete che sull'aumento IRAP gli azzurri in Consiglio regionale non faranno sconti, lanciando anche un sibillino avvertimento alla compagine del Carroccio. È chiaro che Lega e Lista Zaia sono di per sé ampiamente autosufficienti perché hanno circa 34, se non erro, consiglieri su 51, quindi hanno 2/3 della maggioranza da soli. È ovvio che è una situazione irripetibile, perché un domani la situazione non sarà più questa come equilibri numerici all'interno del Consiglio. E quindi parlare prima con gli alleati, confrontarsi prima con gli alleati, prima di decisioni impattanti e in questo caso non condivise, forse sarebbe un fatto di metodo e di rispetto. Forzisti fuori dalla Giunta e dalle presidenze di commissione, fuori dal governo della regione, insomma una frattura che resta insanabile per l'ex segretario Lega. Se io vengo a leggere dal giornale quello che decide la Giunta regionale, sono il coordinatore regionale di Forza Italia, è chiaro che se non vengono condivisi i provvedimenti poi noi non li votiamo, in particolare un aumento delle tasse. Io mi ricordo che quando c'era chi governava prima di Zaia c'erano periodicamente riunioni con i segretari dei partiti di maggioranza, qua tu vieni a sapere attraverso i comunicati stampa quello che viene deciso. Questione di metodo che non deve essere piaciuta granché nemmeno a Fratelli d'Italia, se i meloniani, per bocca del coordinatore veneto Luca De Carlo, hanno già chiesto un chiarimento sull'IRAP prima di esprimersi. Non hanno potuto fare in giunta perché del partito al momento non c'è più nessuno. Via Elena Donazzan il posto resta vacante, seppur prenotato dai meloniani. E il nome di Valeria Mantovan, la sindaca di Portoviro, in pole position, resta ufficioso e non ufficiale. Girano tanti nomi, nel senso che poi oggi al momento non vi posso assolutamente confermare nessun nome. Siamo in un periodo di riflessione, un ottimo rapporto con Giorgia Meloni, con Luca De Carlo, insomma con Fratelli d'Italia, ed è giusto che facciano passare queste vacanze estive. Riflessioni sì, perché il piatto è bollente e ha a che fare pure con gli equilibri territoriali. Vedi alla voce Padova, dove un'altra meloniana, la consigliera comunale Elena Cappellini, aspira all'assessorato. E quando il nome di Valeria Mantovani è diventato quasi certo, ha risposto con una foto su Instagram in vacanza e un eloquente "me ne frego". E sempre da Padova tuona anche Alain Luciani, uno della truppa degli ex leghisti passati a Forza Italia, che attacca con un post al vetriolo sull'ipotesi di un secondo assessorato dato alla provincia di Rovigo dopo quello Cristiano Corazzari. Per la classe politica veneta, scrive: Padova conta meno di Rovigo, con il massimo rispetto per la comunità rodigina, io non ci sto. Zaia conclude: aveva promesso equilibrio politico e territoriale. Spiega allora alla provincia più abitata del Veneto per quale motivo ha indicato un solo assessore padovano su 12 in giunta. La cronaca: condannati uno per furto aggravato e ricettazione e l'altro per spaccio e rapina. 2 latitanti rumeni sono stati arrestati durante un controllo con posto di blocco ad Eraclea. Dopo anni in cui erano riusciti ad evitare ogni tipo di controllo da parte delle forze dell'ordine, la loro latitanza si è conclusa ad un posto di blocco disposto dai carabinieri nel centro di Eraclea in occasione della settimana di Ferragosto. In manette sono finiti 2 rumeni, entrambi erano a bordo di un'auto assieme ad un altro paio di connazionali. Un 45enne condannato a 5 anni e 10 mesi di reclusione per furti in abitazione, furti aggravati e ricettazione commessi nelle città di Bergamo, Viterbo, Roma e Rimini tra il 2007 e il 2011 e un 51enne che deve scontare 5 anni e 7 mesi di prigione per una rapina commessa a Catania nel 2010 e per reati inerenti al traffico di sostanze stupefacenti commessi a Roma nel 2015. Dopo le formalità di rito, i 2 latitanti sono stati condotti dai carabinieri nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. Il progetto Ora Nuovo Castelvecchio a Mestre, promosso dal gruppo Ali, prevede la trasformazione dell'area dell'ex ospedale Umberto I in un nuovo quartiere. Abbiamo un problema commerciale di negozi di vicinato e la ricetta è supermercato e alberghi. Ecco, questo cemento, parcheggi, supermercati e alberghi io non credo siano la ricetta giusta.
Un supermercato, 5 torri residenziali, una alta 90 metri, un hotel da 120 stanze con negozi e uffici. In una seconda fase verranno realizzati un parcheggio a raso e un'area verde di 25.000 metri quadrati. L'area dell'ex Umberto I di Mestre si appresta a cambiare volto e qualcuno è preoccupato. Opposizione e comitato ex Umberto I Bene Comune chiedono che la parte pubblica venga preservata. Viene abbattuto un padiglione storico che quindi ha un significato storico identitario, viene aumentata grandemente la superficie di parcheggio. Ci saranno dei problemi secondo noi che sono stati sottovalutati in termini di viabilità. Il verde viene ridotto e non aumentato e viene ridotto ad aiuola di condominio. Abbiamo ovviamente la perdita anche delle quote ERP, cioè quella della residenzialità pubblica, quindi tutto a favore del privato, viene diminuito l'interesse pubblico. Il nuovo quartiere avrà 3 accessi per le auto e includerà 167 appartamenti, un supermercato di 2.500 metri quadrati e ampie aree verdi e pedonali. Il piano di lavoro include un'analisi del traffico considerata critica dall'opposizione, ma gli esperti di ALI affermano che l'impatto sulla viabilità sarà gestibile. Nonostante le critiche e i ricorsi annunciati dai Verdi, il progetto ha ricevuto parere favorevole in una prima delibera in Consiglio Comunale. In futuro verranno esaminate eventuali varianti e valutazioni ambientali. Chiediamo che, essendo un piano di recupero a iniziativa pubblica, vengano tenuti in considerazione i valori pubblici e quindi Ozzan deve avere delle funzioni pubbliche, il De Zottis non deve essere demolito e l'area verde e le funzioni pubbliche devono essere preservate. La sanità ora, anche nel periodo estivo crescono ricoveri e attività ambulatoriali nell'ULSS 3 Serenissima ed anche ai pronto soccorso aumentano gli accessi, soprattutto nelle fasce notturne. L'azienda sanitaria del Veneziano ha registrato un incremento delle sue attività anche durante i mesi estivi. I dati del controllo di gestione mostrano che i ricoveri nel mese di luglio 2024 sono aumentati del 9% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'attività chirurgica complessiva ha visto un incremento del 13%, mentre quella di specialistica ambulatoriale è cresciuta del 5%. In questo periodo estivo abbiamo un aumento di circa l'11% dei nostri pronti soccorsi. Legato al caldo? Incide, ma non necessariamente, cioè la causa non è spiegata dal caldo. Circa il 30% dei nostri accessi sono over 65, lo sono adesso come lo erano anche nei periodi non estivi. L'aumento riguarda un po' tutte le classi di età e riguarda anche e soprattutto il fatto che abbiamo un numero rilevante di turisti. Questo aumento è avvenuto in un contesto di caldo estremo e prolungato che ha portato persino ad un boom degli accessi notturni al pronto soccorso. Pensate che a Chioggia c'è un aumento del 60% degli accessi notturni e a Venezia del 40%. Ovviamente i picchi di crescita dei nostri pronti soccorsi sono principalmente Venezia e Chioggia. Anche Mestre sta registrando un aumento di attività al pronto soccorso. L'ASL 3 continua a dimostrare la sua capacità di rispondere efficacemente alle esigenze sanitarie della popolazione, mantenendo alti standard di servizio anche in periodi di maggiore affluenza. Il nostro territorio risente delle proprie caratteristiche, ci sono luoghi che sono ambiti per le ferie dei cittadini di tutto il mondo e questo porta a un afflusso maggiore della popolazione e durante l'estate uno magari corre un po' di più, si affatica, sente il caldo e quindi noi dobbiamo essere pronti a ricevere tutti quelli che sono dei bisogni sia ordinari che eccezionali. Prima il granchio blu, poi la mucinaggine, l'appello dei pescatori al commissario straordinario che si insedierà a breve. Tutta questa mucilaggine poi che noi vediamo in sospensione o in superficie, quando si appoggia nel fondo rischia di mettere tutti in anossia e soffocare quelle che sono le altre nostre risorse che abbiamo, come le Venus gallina fuori al largo tutto sotto costa. Le immagini sono realizzate direttamente dal vicepresidente di Confcooperative Fedagripesca Paolo Chiozzo nella laguna di Chioggia. Dopo il granchio blu, la mucilaggine che sta ricoprendo diverse aree
mare del nostro mare rischia di diventare la nuova croce di pescatori. Pescatori costretti, loro malgrado, ad adattarsi ai cambiamenti climatici che hanno portato ad un innalzamento delle temperature dell'acqua. Cioè il rischio che non sia solo il granchio blu in un'area ben mirata come quella della secca di Scardovali, ma che con questo fenomeno si allarghi a tutta la costa del Veneto, ma mi sentirei di dire a tutto il Golfo di Venezia, è cosa molto 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 probabile. È quantificato in 100 milioni di euro l'anno il danno che il granchio blu sta facendo alla pesca della cooperativa Gli Scardovali. Sono 3.000 famiglie nel territorio del Delta. L'appello di Confcooperative va al commissario straordinario che si insedierà proprio in questi giorni. I fondi di fatti sono stati stanziati, ma la burocrazia ne sta rallentando l'arrivo sul territorio. Più tempo passa, più difficile è arginare. Il commissario ha un compito arduo, l'ho detto prima, noi saremo al suo fianco per quale percorso lui intenderà ad affrontare, che non può esimere però il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dell'Agricoltura e della Pesca. Credo che questo per la pesca sia un momento, una prova, sia una sfida che non possiamo non cogliere, perché altrimenti rischiamo di perdere tradizione, cultura e storia di un territorio che ci vede insegnare un po' a tutta Europa il come si pesca, il come si alleva. Ed era l'ultimo servizio da Venezia per questa sera, grazie per essere stati con noi, arrivederci.